Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano, siamo su AO International Tennis ragazzi e ci spariamo la carrierona con il Cume finalmente con il gioco di tennis. Allora raga, ho fatto già un po' di settimane, ho fatto veramente schifo, infatti ve lo farò vedere qua. Ho fatto i primi incontri nel 2018, Zagabria fuori al primo turno, Cologna fuori al primo turno e Lille fuori al primo turno, quindi veramente molto bene per il momento. Tutte sconfitte 6-0, proprio un one disaster. Le classifiche, vediamo ragazzi, ho scaricato anche un po' di tennisti reali a quelli già presenti con qualche aggiunta del passato, che sapete che mi piace mischiare il moderno con l'antico. Vabbè, gioco vicino ad Federer, Sampras, Agassi, eccoli qua che li voglio assolutamente, ma retiamo Zverev che è il mio preferito adesso, levando Federer, chiaramente, ma Zverev può venire su veramente bene. Cilic, Fender, Potro, Berdic, Krigios, Wawrinka, Ferrer, Liuit, anche lui una vecchia gloria, Andy Roddick, Fognini, poi via tutti gli altri. Il gioco si presenta, scusate, molto bene. L'unica cosa che ho notato negli eventi è che manca il cemento, cioè ho visto anche a New York. Cioè, non si gioca sul cemento. Secondo me, forse visto che questo gioco in continuo sviluppo, molto probabilmente, come si dice, devono aspettare delle patch, delle cose. Ripeto, è un gioco che si aggiorna da quello che ho capito tantissime volte, quindi sicuramente ci sarà la possibilità di vedere insomma le robe, diciamo tutte le superfici messe nella maniera giusta. Però comunque per il momento mi sta veramente piacendo, anche se è veramente difficile. Ok, adesso qua abbiamo per esempio, se facciamo vedere gestione le caratteristiche, questo è praticamente li aumenti quando passi di livello, siamo a livello 17 che è il più scarso, mancano 87 punti per andare a livello 18. Le abilità le aumenti vincendo partite con i soldi. E qua cambio supporto praticamente ti dà dei bonus, adesso abbiamo il bonus di una stellina di allenamento perché non abbiamo soldini. E niente ragazzi, dopo c'è formazione, praticamente qua possiamo fare formazione che in pratica se di servizio massimo abbiamo 75, allenandoci sul servizio possiamo aumentare il picco massimo di abilità. Questo è quanto ragazzi, il prossimo evento Ginevra o Baku devi fare categoria futuro perché siamo in posizione numero 1000, l'Open di Ginevra. Ok ragazzi, siamo a Ginevra, torneo futuro, quello che non capisco ragazzi, però è che se io vado a vedere lo stadio della Melbourne, chiaramente che è ufficiale, addirittura originale, e New York c'è il cemento, quindi non capisco perché è scritto così, cioè sinceramente non la capisco queste cose. Vabbè, andiamo. Siamo contro uno svedese, contro Tran. Vabbè, vediamo di riuscire finalmente a passare a questo primo turno. Ricordiamo che ho messo il livello pro, che c'è esordiente, principiante, pro, veterano, leggenda. Pro mi sembra difficilotto, eh. Il terzo livello, vediamo se riesco a fare qualcosa di un attimino migliore. Ok, perfetto, siamo in Svizzera. Lui è il 981esimo nel mondo, 14 punti in classifica, è messo meglio di noi. E come overall siamo veramente 39. My God. Perché mi sono abbassato così per la stanchezza? Forse, cacchio. Va bene, quindi non sono riuscito a vincere i primi. Cioè, ho perso 6-0 le prime tre partite, pensa a questa. Raga, è molto duro il gioco, se vedo che la difficoltà è proprio immensa per il momento, vado con difficoltà, cioè vado a livello cioè esordiente, diciamo, principiante, se non mi ricordo sì cos'è esordiente e principiante. Comunque addirittura puoi contestare con i challenge, è bellissimo l'occhio di falco. È dura però ragazzi, è veramente, veramente dura. Cioè, devo ancora vincere un game. Intanto ho messo un setter a 6 giochi. Facciamo vedere tutta la partita. Dopo, quando cominceremo a migliorare, volevo mettere tipo, non so, il primo game, poi appena uno di due arriva a 4, riprendere il video perché sennò diventa troppo lungo se voglio fare Ladies and gentlemen, welcome più to this partite. first round men's match. Please make the players feel welcome as they walk out onto the court. Siamo a Ginevra. Kuma ha scelto. Tran ha scelto il servizio. Ok, si comincia ragazzi con la mia maglietta arancione, pronto a stupire il mondo. Nel primo video, come andiamo dopo 3 sconfitte nelle prime settimane. Dai, proviamoci. Che mi
Io voglio fare un giocatore abile nelle smorzate e nel servizio. Oppure serve in volley, che sono molto... cioè, uno stile vecchio, però. Tanto il primo scambio sta durando, è già qualcosa. Solo che il computer... cioè, veramente sbagliano anche loro, ma... È lunga, no. Madonna, almeno la stiamo lottando. Questo è fuori però. Vabbè, però insomma dai, ci siamo. Conteggio scambi 32, fottutissimi scambi. Non riesco purtroppo a chiuderla. Non riesco a chiudere il punto. Fuori. Ok. Dai che ci siamo, pian pianino ragazzi. Pian pianino, questo svedese, almeno un game lo voglio vincere, cazzo. E out, no, non chiedo il palco perché non resto anch'io fuori, però. Risposta non da Cuba. Corta, dai, una bella corta. Bravissimo, dai. Dai che andiamo bene. In questo primo turno del torneo per le pippe qui a Ginevra. Questi non devo sbagliare, invece vedi, la regalo. Dai che stiamo tirando meglio rispetto a ieri, però. Non ci credo. No, grandissimo, che culo. Mamma mia, il nastro mi dà una mano. Potremmo vincere il nostro primo game proprio in diretta. Stiamo calmi. Comunque... ancora culos! Incredibile. Che bava. Dai che un po' di fortuna c'è. Ecco, servizio da buttare. Finalmente vinciamo un game. Ho rischiato il doppio fallo qua. Comunque l'Open d'Australia l'ha vinto Djokovic, il primo torneo dello Slam. Madonna che brutto. Calma. Voglio il primo ace insieme a voi dopo aver vinto il primo game, mamma mia. Dai, bella. Niente, no, bella un cacchio, ma la salvo. Bella smorzata che dà fastidio. Ho sbagliato. Calma, adesso rischio già di prendere il contro break. È anche bello sul servizio qua. Che tiro ancora lento. Peccato. Vai Cue, bravo. Però mi sto facendo correre adesso. Passeremo per miracolo, ho messo la chiudere. 0,40. Stiamo già vanificando. Madonna, che servizio da cioccolataio. Brutto. Non c'è neanche un punto per il mio servizio. Vabbè, calma, 1-1. Io ho come l'impressione che in questo gioco ci vorrà tanta pazienza. Ammazza, qua veramente lo svedesone. Sembra più io svedese, però va bene. Relax, come relax. Dai, bello.
Devo tirare il più possibile. Ah, ma dai, questi sono errori che non capisco. Questi errori gratuiti qua mi danno un fastidio. Qua siamo in Svizzera da Re Roger. Non è casa sua perché non sono a Basilea. Dobbiamo fare un punto però, ragazzi. Mamma mia. Vabbè, calma, torniamo in sé. Buono. No, come? Ah, ok. Roba nostra, roba nostra. Andiamoli fastidio con i servizi liftati. Che finché deve essere verde il pallino, il tempismo, Kume. Buono. Dai che sbaglia anche lui. Vedo che soffre i servizi liftati. No, lunga, lunga. Proviamo. Prova il challenge. Occhio di falco. Guarda che figata, ragazzi. No. Ci ho provato, me ne rimangono due. The server has 2 challenges remaining. 30-15. Prima Kume. Oh madonna che roba orrenda. 30 over. Proviamo un servizio top spin. Devo prendere il ritmo del... No, questo no, lo chiamo su, non mi interessa, questo è buono. No. Cazzo, me ne rimane uno. The server has 1 challenge remaining. 30-40. Adesso si rischia. Corta ma sbagliata. Andiamo sul 3-1 per lo Pedesone. È dura, ragazzi, è dura. Forse devo cominciare al secondo livello, non il terzo. Però siamo qua tutti insieme per imparare. Intanto non gioco poi un gioco di tennis, diciamo, più simulativo. Questa è una bella risposta. E dopo sbaglio. Prova un pallonetto, il Kume quasi impossibile. Bella. Mamma mia. Veramente notevole. Veramente notevole. Ma Dio santo però. Vabbè, il nastro lo poteva dare una mano ancora, però proprio non capisco il tempismo. Sbaglio, li devo caricare di meno. Però vedi è rosso qua. È bruttissimo. Ancora, ma che cazzo di tiri sono? Mamma mia, niente da fare, raga. Forse dobbiamo abbassare il livello. Per i primi partite almeno. Bene, 4-1. Devo darmi una svegliata però adesso, Ok, buon servizio, questo è un buon servizio. 15 love. Corta ma non giusta. Qua la regalo. Ma non così, che non riesco a... Non riesco a... Tempismo. Servizio orribile. Vedi qua, pensavo di averlo fatto giusto. Anche qua rosso.
No, The questo non è fuori server però, is no. challenging the Questo non è call on fuori. the right far sideline. The ball was E called invece sì, out. che sfiga, basta, non è che più challenge. Bene, The evviva. server has no more challenges remaining. 15-30. Ok, ha sbagliato assolutamente 30 quello. all. Se tiro giusto, è chiaro che lui è costretto a forzare. No, 30-40. che brutto, mamma mia. Oh, tira da culo il mio personaggio. Giochiamo semplice, come. Che culo. Ci va di bava, ci va di bava. Bella questa risposta, mamma che rispostona che mi ha fatto qua. Ecco, ma perché è rossa? Adesso ho caricato giusto. Niente, adesso ho paura. Non mi andrà bene come prima. Se qualcuno al gioco consigliatemi qualcosa. Bello questo? Non ci credo. Come una salva ancora. Ancora la salva, però adesso è punto sicuro. Ancora la salva il come non so come. No. Dai. 5-1. Vabbè, ma come meno un game l'abbiamo vinto, però adesso la vedo duretta di riuscire a strapparli. Bella, sbagliato. Facciamola durare il più possibile. Questa è una buona risposta. Sì, ma basta con sti out, però mamma mia. Buono. Devo riuscire a capire l'esatto momento del caricare il colpo e dopo rilasciarlo. Che rispostona. Non mi fido ancora andare a rete. Buono, beh, non sto giocando meglio di ieri. Voi non l'avete visto per fortuna, però qualcosa di rassicurante c'è. Bello questo. Bravo. Bravo. 30, dai, che andiamo su 5-2, cazzo, crediamoci. No, eccola qua, l'errore che mi sicuramente costerà la partita. 40-30. Sembra farlo un po' più semplice, magari leggermente, no? Non prende tanto la mano, raga. Eccola. Finisce qua, ragazzi, perdiamo il quarto torneo subito al primo turno, però almeno stavolta 6-1. Raga, è tanto dura. Io spero che comunque questa serie possa piacere. Prometto chiaramente di migliorare il mio livello perché è un po' bassetto, anzi iper basso. Se ci sono dei consigli li aspetto con piacere. E niente, raga, un saluto dal commendone veneziano. Quanto avete? Vediamo il livello. Ok, punti da spendere 3. Velocità del servizio. Ok. Vabbè, vince alla fine l'Andorra, forse, o Armenia. Armenia, penso. Hanson su il belga Nishimoto. Ok. Vediamo se abbiamo $406, non possiamo aumentare niente. Che bello. Va bene. Adesso selezionamento successivo ci riposiamo.
Ok. Il prossimo, no, che possiamo fare? Mhm. Abbiamo Atene o Glasgow. Ci dà più punti, andiamo a futuro 1, forse questo è quello più scarso però. Andiamo in Grecia il prossimo turno. Buon raga, un saluto dal commento veneziano. Alla prossima, ciao!